Ho sempre detto per iscritto che non resteremo qua per altri 3 secoli, ma per il resto non lo so. Perché qui si sanno fare gli occhiali. Prima Claudio diceva Non so fare anche gli altri, ma so fare anche gli altri, ok? Non siamo gli unici. Forse noi li facciamo meglio, siamo più bravi, ma spero che gli altri diventino bravi anche loro. qual è il valore aggiunto di Luxottica ad Agor. La sincerità, la semplicità, la trasparenza. È tra gli ultimi ad andarsene dal Pala Luxottica Luigi Francavilla, amico fraterno e spalla di Leonardo Del Vecchio per una vita. A 85 anni è ancora lui la guida fidata degli stabilimenti veneti. Le sue parole hanno un peso specifico e allontanano le nubi di cambi di governance e di rotta dopo la fusione tra Luxottica e il gruppo francese Silor. Abbiamo assunto quest'anno 500 persone. 500 persone? Sì. Solo qua o vedo... Nell'azienda. Quello sedico, quel di roba. Rassicurazioni che arrivano in un giorno di profonda tristezza. Del Vecchio non era solo l'imprenditore che ha garantito benessere, ma una figura di riferimento per tutti, lavoratori e colleghi imprenditori. A ricordarlo, oltre all'ex amministratore delegato Andrea Guerra e a Paolo Berlusconi, Luciano Benetton. Per questa zona è stato tutto e anche il futuro continuerà con lui, un innovatore per il secondogenito Alessandro. E quello che dicevamo adesso in macchina venendo qui con mio padre, ha sempre impressionato la voglia delle nuove sfide anche in terreni che magari non conosceva, e quindi insomma un grande testimonial del nostro territorio e del nostro paese, di cui tutti devono essere orgogliosi. Ma ci sono anche gli imprenditori della Gordino. Nicola Del Din ha una fabbrica dell'occhiale poco distante, a Taibon. Un'emozione incredibile, ancora adesso un po' di emozione particolare, una giornata particolare, anche perché alla fine, se la nostra azienda esiste, se mia mamma ha iniziato, se Blackfin esiste, se le cose vanno così bene, se abbiamo così tanti collaboratori che credono in noi, alla fine è comunque sempre grazie al Cavaliere Del Vecchio. Innovatore non solo nel prodotto ma anche nella visione sociale dell'impresa. Nell'occhialeria lavorano tantissime donne e devo dire che è stato visionario anche in questo. Dare lavoro alle donne vuol dire creare una società migliore e più indipendente. Dopodiché è stato grande in tutti i pezzi della sua vita. Io dico dalla nascita fino ad oggi. Anche oggi lui si è donato a questa comunità e quindi è comunque emozionante. Io sono commossa.